chi inquina paga. E allora penso che c'è un filo conduttore sui grandi disastri di questa regione, dalla pedemontana al crack delle banche. Uno si chiede: ma che rapporto c'è con questa vicenda dell'inquinamento dei perfluoroalchilici? C'è un legame indiretto attraverso la politica, la gestione dei problemi, perché è chi paga i costi ad essere l'elemento in comune. Avevamo un progetto di una superstrada gratuita a servizio del territorio trasformata in una autostrada a pagamento. I costi di questo scempio, che non è solo ambientale ma è anche economico-finanziario, li pagano i cittadini e li pagano 3 volte, come abbiamo detto tante volte. I costi del crack delle banche lo pagano i cittadini, perché nella gestione o nella mancata gestione dei problemi c'è una responsabilità politica. In questa vicenda l'abbiamo visto quando la regione si è chiamata fuori, dice: noi non possiamo intervenire perché non sono determinate delle soglie di danno. Quando abbiamo un documento ministeriale che chiarisce che la regione Veneto poteva intervenire determinando delle soglie di protezione, delle soglie di garanzie per i cittadini e limitare anche questa produzione. E allora cosa succede? Che anche qui i costi si scaricano sulle famiglie, si scaricano sulla vita delle persone, si scaricano perché devono pagare di più l'acqua per compensare il costo dei filtri, per garantire quello che è un diritto per tutti, acqua sana e pulita. Si scaricano nel momento in cui abbiamo delle minacce gravissime per la salute. E qual è la soluzione? Lavare il sangue delle persone. E chi paga? Pagano i cittadini? Paga il sistema sanitario? O deve pagare chi inquina? Qui c'è scritto: chi inquina paga, ed è un principio sacrosanto. E allora vedete che le inerzie, le connivenze, le ambiguità della politica, che molto spesso è finanziata dalle lobby, in un sistema dove le responsabilità vanno cercate in alto e invece le conseguenze vengono scaricate in basso. Qui abbiamo il profondo problema dell'Italia e del Veneto, in una politica che si frappone fra i bisogni dei cittadini, le richieste dei cittadini e le scelte amministrative, legislative che vengono fatte. Il cittadino dice: andiamo da questa parte, vogliamo imboccare questo percorso virtuoso che Gianni vi ha indicato, che conviene a tutti. Noi non siamo contro le fabbriche, non siamo contro gli operai. Un altro cartello dice che vanno ricollocati, bisogna riconvertire, ne abbiamo un vantaggio tutti per la salute e anche per il benessere economico. Bene, i cittadini chiedono di andare da una parte e la politica, perché ha altri interessi, ha finanziamenti, a connivenze, addirittura ci sono campagne elettorali pagate per andare poi lì e fare l'interesse dei pochi. Bene, la politica è quel soggetto che tu giri il manubrio della bici da una parte, quella ti svita il dado e la ruota va da un'altra. È il sistema dei partiti che nascono, proliferano, crescono per aumentare il proprio potere e non per uno spirito di servizio. E allora, alle prossime politiche, scusate se faccio un accenno anche a questo, è importante che i cittadini si rendano conto che sono traditi da un sistema politico che ormai ci ha portato e ci sta portando sempre più allo sbando. Va dato un segnale forte, va dato il segnale che i cittadini traditi da una classe politica ora si rimboccano le maniche e fanno da soli. Io non posso scollegare questa vicenda dal momento elettorale, perché è il momento in cui si realizza l'articolo 1 della Costituzione: la sovranità appartiene al popolo, ed è qui che dobbiamo farlo valere. Bravo. Bravo.